con Mauro Brescacin, armatore della Femme Terrible, parleremo di vela. Ecco, quanto conta il gioco di squadra in questa disciplina? Lo sport della vela considerato sempre uno sport magari di singole persone, ma io credo che non è proprio così. Il mio team è molto fiatato, siamo riusciti a costruire con l'unione di due team o due barche che fanno J70 un team che si pone degli obiettivi importanti, diciamo, di far bene già la prossima tappa di Nettuno del circuito J70 italiano e poi fondamentale il campionato europeo che si svolge a Copenaghen per quest'anno, mentre per il 2021 sempre europeo e mondiale che si svolgerà in Francia. Ognuno ha il proprio compito in barca, però se non si è affiatati non si va da nessuna parte, perché l'essenza è che non è uno che porta la barca, in questo caso il timoniere Paolo Tomšić, ma è tutto l'equipaggio che riesce a far andare la barca forte e essenzialmente quando sbaglia uno sbaglia tutto l'equipaggio e quando vince la barca vince tutto l'equipaggio, questo è fondamentale. Poi in questa tipologia di barca che ogni singolo movimento di singola persona è fondamentale con i pesi e tutto, quindi ci deve essere un ottimo affiatamento tra di noi. In termini di preparazione, questo era l'ultimo allenamento che facevate, quindi siete pronti per le prossime gare? Penso che siamo pronti, la verità lo scopriremo fra 15 giorni alla prima tappa a Nettuno e le classifiche parleranno, però insomma siamo fiduciosi perché abbiamo fatto un buon lavoro e ci sentiamo abbastanza pronti, o pronti per la prossima tappa. Se vuoi spiegare il tuo ruolo nel team? Sì, allora regolo la randa, che è la vela più grande che c'è sulla barca, e cercando di coordinarmi col timoniere che deve portare la barca, e quindi dobbiamo cercare di fare lo stesso lavoro, e lui regola il timone, quindi decide dove andare e come utilizzare la potenza della barca, e io devo assecondarlo cercando di regolarla di conseguenza la randa. Ecco, qual è il tuo ruolo nel team? Tattico, sostanzialmente quello che fa le scelte di dove andare, come andare e supervisiona ogni tanto a tutto l'andamento della barca, dai. Ecco, in termini di coordinamento quanto è importante è questa disciplina a livello proprio di unione? E tanto, nel senso che è una barchetta piccola che va governata in 5 e si sta stretti, per cui bisogna realmente essere molto molto coordinati. Dove sta un gomito non ci deve mai stare un viso, è quello molto importante. Io sono Taylor, quindi mi occupo della regolazione delle vele, sia in bolina che in poppa. Un ruolo tostino, soprattutto in giornate come quella di oggi, in cui avete visto quanto possono anche tirare le vele, quindi le mani ogni tanto mi richiamano l'attenzione, insomma. È una bella posizione in mezzo al gruppo, dai. Mi chiamo Paolo, sono il timoniere di questa splendida imbarcazione e niente, insomma, oggi abbiamo fatto una buona seduta di allenamento e siamo belli carichi per l'inizio della stagione agonistica, quindi dai, speriamo di ben figurare. L'idea di Mauro Brescacin è maturata praticamente 4 anni fa. L'idea di competere e di comprare un J70. Mauro è già un atleta, è già un agonista, perché aveva avuto già le sue esperienze con la classe Meteor, con la quale classe Meteor ha vinto un campionato italiano. Poi c'è stato un periodo di intervallo, hanno regatato Mauro e il suo amico compagno Paolo Tomšić, hanno regatato con un UFO 22, vincendo, anzi arrivando al secondo posto ai campionati europei di Portorose. E dopodiché 4 anni fa Mauro, parlandomi in un'occasione di un incontro, mi lanciò quest'idea di prendere un J70. Onestamente io rimasi un po' perplesso sulle prime, perché il J70 è una classe molto molto competitiva a livello internazionale, cioè ci gareggiano i migliori velisti al mondo. È una barca tecnica, altamente tecnica, e quindi
rimasi un po' perplesso, però l'entusiasmo di Mauro era tale che lo accolsi favorevolmente e mi feci poi promotore all'interno del consiglio direttivo di caldeggiare la sua iniziativa, no? Portare avanti il suo progetto. Onestamente devo dire che Mauro ci ha dato e il suo equipaggio ci hanno dato delle grandissime soddisfazioni con questa barca, perché in questi 3 anni i ragazzi hanno conquistato il secondo posto al campionato europeo, in un campionato europeo, parliamo però di una classe, di una categoria non professionisti, quindi quelli che vengono definiti nella classe corinzia. Poi hanno conquistato diversi secondi posti e diversi piazzamenti nelle regate di circuito che la classe J70 per l'Italia organizza. L'emozione più grossa che abbiamo provato in questo periodo è stata quella di ricevere l'invito a partecipare al campionato mondiale negli Stati Uniti in California. Si doveva tenere lo scorso anno, poi le vicende della pandemia purtroppo hanno annullato quella manifestazione, quell'evento. L'evento è stato prorogato, posticipato a quest'anno. Il campionato mondiale, da premettere, è un campionato alla quale la classe internazionale J70 invita massimo 100 equipaggi in tutto il mondo.